Giuseppe Conte, il presidente Conte, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Ex presidente del Consiglio, come sapete, nonché leader dei 5 Stelle. Ora ci arriveremo perché è stata, secondo me, il momento in cui davvero si è preso in mano il partito, è stato quel momento in cui Descamisato, cioè l'ho vista cambiata da former president, da ex presidente del Consiglio molto sempre formale, a una nuova versione. Ci sono subito 2 o 3 cose di strettissima attualità che voglio commentare con lei. Da una parte la Finlandia che vuole entrare nella NATO, quindi anche un po' questa eterogenesi dei fini, no, di Vladimir Putin, che si lamenta di una NATO che incombe ai suoi confini e che di fatto con la sua azione provoca invece il desiderio di entrare nella NATO da parte di 2 paesi che sono tradizionalmente neutrali, Svezia e Finlandia. Cosa ne pensa? Ha paura di una ulteriore escalation con questa? Allora, noi dobbiamo assolutamente contrastare la prospettiva di un'escalation militare, questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda il quadro geopolitico più complessivo è comprensibile, Putin deve capire che il suo disegno neo-imperialista non solo rischia di isolarlo politicamente, ma rischia poi ovviamente di accelerare processi che storicamente non erano così urgenti. Quindi di qui la richiesta di adesione alla NATO dei paesi, anche di paesi scandinavi, che chiaramente, essendo strettamente confinati o comunque vicini alla Russia, possono in questo quadro geopolitico compiere dei passaggi ovviamente. Senta, Presidente, lei Putin l'ha conosciuto bene, insomma ha fatto dei vertici con Putin, ha la sensazione che sia lo stesso Putin? Cioè, in molti dicono Putin è cambiato, Putin non è più lo stesso. Lei che sensazione ha avendolo conosciuto personalmente? Vorrei precisare, peraltro, siccome mi viene spesso chiesto, avendo incontrato più volte Putin nella mia qualità di allora Presidente del Consiglio dei Ministri, che ho incontrato anche più volte Zelensky, ho ricevuto anche Zelensky qui a Roma, abbiamo avuto tanti colloqui telefonici anche con lui. Per quanto riguarda però, rispondo alla sua domanda, per quanto riguarda Putin, io ho l'impressione che, e l'ho detto, questa invasione militare è un'accelerazione di un disegno neoimperialista che si è dipanato nel corso degli anni. Quindi non ci vedo una follia improvvisa, perché basterebbe leggere il saggio che Putin ha scritto nel luglio dello scorso anno sulla unione, sull'unità degli ucraini e dei russi. Quindi rispecchia un disegno più complessivo che si è realizzato, ad esempio, guerra in Cecenia, Ossezia del Sud, Crimea e adesso Ucraina. È un disegno neoimperialista che va assolutamente contrastato, perché è un disegno che calpesta i principi, i valori della democrazia, della libertà e anche i principi del diritto internazionale. Non parlerei solo dei valori occidentali, noi dobbiamo parlare dei valori e dei principi dell'intera comunità internazionale. Scusi Presidente, ma come si, lei diceva contrastato, quindi Putin va fermato perché è pericoloso, questo poi è la sostanza del discorso. Sì. Dall'altra parte però, se c'è qualcuno che sul riarmo complessivo nostro e dell'Europa è davvero molto critico, questo è lei. Oggi ho visto che ha fatto un'intervista sul sito politico.eu e il titolo del sito è molto chiaro: in Italia incombe un punto di rottura, un punto, una falla, diciamo, che è rappresentata dalla posizione dei 5 Stelle e Conte contro la corsa al riarmo europeo. Ma per un Putin così minaccioso, no? L'Europa non è normale che voglia sentirsi più sicura? Guardi, il concetto di sicurezza è un obiettivo assolutamente da condividere. Il tema è come raggiungerlo. Se noi in questo momento, di fronte all'aggressione militare, pensiamo che se ci mettiamo come dire, ad assecondare una corsa al riarmo, a investire, cioè il più uno è pericoloso, le nostre risorse in questa direzione, noi torniamo alla logica della guerra fredda, alla logica del riarmo, ma noi quel momento l'abbiamo superato con tante difficoltà. Siamo arrivati a convenzioni per il disarmo. Cioè, oggi la Russia ha 6.000 testate nucleari. Noi non dobbiamo andare a competere, anzi a aizzare un'escalation militare. La comunità internazionale deve lavorare per costringere Putin a sedersi a un tavolo
con spirito autentico per accettare una soluzione politica. Quindi, noi non possiamo permetterci un conflitto allargato, perché questo sarebbe le atrocità che noi stiamo vedendo, che adesso ci impressiona, quelle immagini che ci arrivano. Ma scusate, quella carneficina che riteniamo intollerabile, la vogliamo estendere su larga scala? E allora pensiamo a quali sono gli strumenti e gli obiettivi per riconoscere il diritto all'autodeterminazione dell'Ucraina, per riconoscere adesso il pieno legittimo diritto all'autodifesa, e noi stiamo aiutando l'Ucraina, ma nello stesso tempo dobbiamo lavorare, e se lo facciamo perché abbiamo questo obiettivo, noi possiamo riuscire a raggiungerlo, ma tutta la comunità internazionale deve lavorare per il medesimo obiettivo. Scusi, se invece abbiamo obiettivi diversi, ecco, no, bravo, chi pensa al riarmo, chi pensa lì. che il negoziato non sia importante perché non offre speranze di conclusione positiva, chi pensa che in questo momento la diplomazia non conta nulla, beh, allora è questo che a me preoccupa. Scusi, quindi lei pensa che Biden sta facendo degli errori? Cioè, la parola genocidio, come ha detto Macron, come vedo che anche Letta ha detto, è stata una parola che non bisognava usare, la parola macellaio, la parola criminale puro. Cioè, Biden ha un interesse diverso dal nostro in questa fase? Guardi, io non posso rispondere interpretando il pensiero di Biden. Io dico semplicemente che in questo momento tutti gli attori, soprattutto quelli che hanno una maggiore responsabilità nel quadro della comunità internazionale, una maggiore responsabilità politica, devono tutti, e dobbiamo convincere tutti a lavorare verso un medesimo obiettivo. Aiuti all'Ucraina, quindi sostenere l'Ucraina, reazione forte unitaria di condanna di Putin, e noi li abbiamo assecondati dal primo momento, quindi la posizione del Movimento 5 Stelle non è equivoca, non è... Guardi, quel titolo è completamente fuorviante. Noi non siamo un momento, una forza politica che crea una criticità, anzi, noi invitiamo tutti, e l'Italia deve essere in prima fila, deve assumere una iniziativa politica forte per avere tutta la comunità internazionale orientata verso una pressione. Con Putin bisogna trattare, questo lei pensa? Bisogna costringerlo a un negoziato dove dapprima, come primo punto, ci sia cessazione delle ostilità, secondo punto ritiro delle armi, delle truppe, e 3, ovviamente, riconoscimento del principio dell'autodeterminazione dell'Ucraina. Ma come lo costringiamo? Perché io vedo che il resto del mondo non è dalla nostra parte. Sa come lo costringiamo? È chiaro che se noi gli lasciamo spazio perché riteniamo che non ci sia una prospettiva di dialogo in questo momento importante con la Cina, con l'India, esatto, è chiaro che a quel punto lì lui non avvertirà mai il senso di un isolamento. Quindi il nostro lavoro deve essere di sponda con i cinesi. Io sono stato il primo a dire che Biden ha fatto benissimo quando dopo l'invasione ha avuto 2 ore di colloquio con Xi Jinping. E quella è la strada. E quella è la strada. Lavorare con Modi, il premier dell'India, lavorare con tutti quei paesi che potrebbero in questo momento offrire a Biden e la sua prospettiva una prospettiva comunque di salvataggio per quanto riguarda la linea politica e la linea economica. Perché se invece Putin non è isolato e a lui alla sponda di Cina e India, a quel punto i rapporti con noi sono... Senta, a proposito del fatto che voi non siete un punto di criticità e di rottura, però il suo rapporto con Draghi, detto francamente fra noi due, non è proprio dei migliori, un po' di ruggine c'è. Quell'incontro famoso quando Draghi ha detto ti ricordi caro Giuseppe, i numeri, che quando tu hai alzato le spese militari, mo te la prendi con me, questa roba c'è stata. Guardi, io chiarisco, allora, detto molto francamente, tra noi due nessuno ci sente. Nessuno ci sente, esatto. Il tema è questo: io col premier Draghi ho un rapporto di massima lealtà, correttezza e trasparenza. Adesso sono un leader politico e parlo a lui guardandolo negli occhi e ponendo posizioni politiche. Ho chiarito che se pongo una posizione, se mai il Movimento 5 Stelle decidesse di andare al voto, viene accusato tutti i giorni di voler andare al voto, sarà il primo, il premier Draghi, a saperlo. Adesso non è questo assolutamente l'orizzonte. E quindi se poniamo una questione politica, vogliamo essere ascoltati, perché c'è la dignità da parte mia di rappresentare, e la forza politica di rappresentare il partito di maggioranza relativa. È successo che abbiamo attraversato una fase di transizione e quindi da questo punto di vista non siamo riusciti a esprimere la forza politica che compete al partito di maggioranza relativa. Questo appartiene al passato.
Da adesso in poi saremo Vogliamo ascoltati perché contare. abbiamo diritto ad essere ascoltati. Senta, dato che ho capito che oggi lei è in vena di confidenze, parliamo sempre lei da soli. Sempre io e lei da Mi soli. parli del suo rapporto con Di Maio, tante cose su cui sono delle leggende. Oggi ho letto un articolo addirittura che dice che lei starebbe facendo fare un documento dal Senato, dai suoi al Senato, per dire che loro la pregano di tenere la regola del doppio mandato, di non cambiarla per nessun motivo, così finalmente al prossimo giro alcuni big, un po' ingombranti, Di Maio in testa, sarebbero fuori dal Parlamento. Chi ha scritto quell'articolo merita il premio Fantascienza, Fantasia. Pasquale Napolitano, glielo faremo io sapere, caro Pasquale. Non l'avevo letto, me lo sta dicendo lei, però veramente si è potuto sbizzarrire liberamente. Ho grande ammirazione per questo esercizio di libera fantasia. Scusi, però sul doppio mandato ce l'abbiamo un tema, no? Perché quella è stata una vostra, L'ho dichiarato è una anche- vostra Guardi, pilastro, un vostro pilastro. L'ho dichiarato anche qui molto trasparentemente. Adesso ci sono le elezioni amministrative, tutti coloro che si fregiano di appartenere al Movimento 5 Stelle, vogliono il bene del Movimento 5 Stelle, devono lavorare per questo obiettivo. È un obiettivo, è un risultato positivo, si raggiunge solo col contributo di tutti, dall'ultimo iscritto, ultimo in termini temporali, a quelli che si chiamano i big storici. Dobbiamo tutti lavorare per questo obiettivo. Un attimo dopo, in modo trasparente, affronteremo questo passaggio che sicuramente va chiarito. Allora, quindi, se capisco bene, Visto che siamo in vena di confidenze, posso approfittare Prego, della sua... faccia pure. Mi servo anch'io, posso? Certo, vuole anche una caramellina? No, no, grazie, Vabbè, basta un po' a posto. d'acqua. Allora, quindi vabbè, con Di Maio i rapporti sono buoni, non lo vuole rottamare, e il tema del doppio Assolutamente, mandato... stiamo parlando del ministro degli esteri e tra l'altro, scusate, è davvero così impegnato in un momento così complesso, così delicato, sta facendo un lavoro di grande impegno ed è giusto che continui concentrato. Non mettiamo in giro queste voci. Ok. Allora, Assolutamente invece, tra l'altro sta destituite facendo di un lavoro qualsiasi fondamento. enorme il ministro degli esteri per andare a cercare gas. Noi abbiamo un problema grande come una casa, perché se vogliamo chiudere il rapporto con la Russia, che è una cosa molto difficile... Ah, peraltro, le è piaciuta quella domanda che ha fatto Draghi, pace o condizionatore, o l'ha trovata un po' fuorviante? Lei adesso cerca la polemica, eccetera. No, io no. È chiaro, guardi, il premier Draghi anche lui si era reso conto che è una semplificazione eccessiva messa in questi termini. Anche perché è non gli è riuscita tanto bene sta No, battuta. dico, ma è banale anche dire che tanti non hanno neppure questa alternativa perché i condizionatori non ce l'hanno. Cioè in questo momento abbiamo fasce intere di popolazione che il condizionatore a casa non l'hanno mai visto, quindi di fronte a questa alternativa non è per loro. Adesso c'è un problema vero in Italia, grave. Io l'ho detto al premier Draghi quando abbiamo parlato e ho spiegato la posizione del Movimento 5 Stelle. Ho detto, qui non è solo il discorso che la prospettiva di un riarmo, di investire in spese militari, certo non ci porterà alla fine della guerra e certo non possiamo recuperare, restaurare un clima da guerra fredda, abbracciare la logica, si ricorda, della deterrenza in cui io ho un'arma in più, perché voglio dire, però, finiremo invece... per distrarre ingenti risorse da quelli che sono in questo momento gli obiettivi fondamentali per salvare il pianeta. Il pianeta noi lo salviamo soltanto investendo nella transizione energetica, proteggendo la biodiversità e raggiungendo quegli obiettivi 2030, taglio delle emissioni clima alteranti 55%, 2050, neutralità climatica. Quegli obiettivi si allontanerebbero se andiamo a cambiare... Sono prioritari. È chiaro. Scusi, ma l'embargo di cui che sta tanto a cuore al suo alleato Enrico Letta, lei lo considera una prospettiva plausibile? Sull'embargo la nostra posizione è molto chiara. Certo che siamo favorevoli all'embargo, l'ha votato anche il Parlamento europeo. Certo che dobbiamo raggiungere all'indipendenza, all'autonomia rispetto all'approvvigionamento del gas russo. Però. No, guardi, ma i tempi possono essere anche molto brevi, però dire sono favorevole all'embargo e non offrire la soluzione rispetto ai telespettatori che ci ascoltano non è onesto. Allora, un discorso onesto è dire come ci si arriva. Noi l'abbiamo detto, l'unica strada praticabile per arrivare a questo obiettivo in tempi brevi è al prossimo Consiglio europeo fissato per maggio. Il nostro premier deve chiamare Scholz, deve chiamare Rutte, tutti i paesi
che conosciamo già storicamente, più riottosi quando si tratta sì. poi, almeno in fase iniziale, perché poi la storia dimostra, io ci sono passato, che si possono convincere. Dobbiamo premere e spiegare. Per arrivare a quell'embargo dobbiamo creare un piano energetico europeo, un Energy Recovery Fund, dove non è tanto, guardi, importante i finanziamenti che spaventano l'oro e il debito comune. Quello, se mi permette, è una parte anche secondaria del piano. La parte principale sono piani di acquisto comune, stoccaggi comuni, Senta, mi dica una cosa. investimento massiccio nelle Ho rinnovabili. ancora due domande da farle. Una riguarda appunto l'operazione che sta facendo Di Maio, anche Draghi, di andare a cercare gas in altri paesi. Peraltro abbiamo notato l'altro giorno, nessuno dei quali è particolarmente democratico perché sono tutti paesi complicati, francamente. Lei questa operazione la farebbe o pensa che davvero si possa direttamente fare una grande rivoluzione e arrivare a fare a meno delle importazioni di gas? Allora, guardi, una volta definito questo piano energetico europeo, noi siamo nella condizione, avremo potere contrattuale molto più forte, potremo anche inserire un tetto ai prezzi del gas e potremo imporlo. E potremo anche, con uno strumento compensativo all'interno dei Paesi membri, dosare, diciamo, i vantaggi e gli svantaggi. Detto questo, sul piano interno poi dobbiamo fare di più. È chiaro, in questo momento noi abbiamo una grande sofferenza. Dobbiamo agire sui consumi, perché le famiglie in questo momento uno stipendio, pensi, di 1.500 euro, con l'inflazione che c'è, è stato calcolato che perde 100 euro per la perdita del potere d'acquisto. Qui dobbiamo agire. Cioè lei ha paura delle tensioni sociali che arriveranno nel paese? Sì. Qui dobbiamo agire per ridurre i prezzi al supermercato, al banco del supermercato, agendo sull'IVA. Noi l'abbiamo detto ieri. Dobbiamo intervenire sui salari detassando aumenti salariali, perché effettivamente c'è la perdita del potere d'acquisto, la busta paga diventa più leggera. E poi per le imprese dobbiamo portare al 50% il credito d'imposta sull'energia. Ecco, dobbiamo fare anche qualcosa sul piano interno. Abbiamo poco tempo, però una cosa gliela devo chiedere. Torniamo alla camicia. Nel senso che, appunto, torniamo a quell'immagine. Cioè, me la fate vedere quell'immagine di Conte descamisato con i pugni sul tavolo? Eccolo qua. Allora, l'avete preso un'immagine che sembra che... Un'immagine deforme. Esatto, sembra indemoniato. Va bene. Sembra l'esorcista 4, 5. Esatto. Però, onestamente... Sì. È un Conte diverso, cioè noi siamo stati abituati a conoscerla molto compito. Posso dirlo? Tanto ci parliamo tra me e lei in confidenza. Sempre. Era un Conte arrabbiato. Primo, il fatto della camicia, direi un fatto molto estemporaneo, perché semplicemente ero in ufficio e in ufficio che sono da solo. Quindi ogni tanto Conte si leva la cravatta, la giacca e la Ogni tanto me la levo anch'io. È una notizia, succede. Secondo, ero arrabbiato e le dico perché. Perché quando sono stato da Draghi, il giorno dopo, e ho chiarito al Premier che non c'era nessuna prospettiva di voler far cadere il governo, ma siamo una forza di maggioranza relativa e se noi non condividiamo in termini di politica complessiva una corsa al riarmo, anzi pensiamo che dobbiamo investire ancora di più in transizione energetica e protezione sociale, avete il diritto aiuti alle di famiglie, essere ascoltati. abbiamo il diritto senza che nessuno sui giornali il giorno dopo era un ricatto costante. Senta, Conte vuole far cadere il governo e allora mi sono arrabbiato. È d'accordo con me che è stato anche il momento in cui plasticamente si è preso un po' in mano il movimento, perché in fondo lei ha avuto un sacco di problemi con quel movimento, sia perché sono dentro mille complessità, mille sensibilità, per essere gentili, un po' per tutta questa storia burocratica folle, il movimento che non c'è, lo statuto che non c'è, non si capiva più nulla. Cioè in quel momento lì Conte si diventa leader e si prende in mano il suo movimento. Guardi, prendere in mano il movimento è un'espressione che non mi piace. Io dico solo questo. Io sono diventato leader del movimento quando nell'agosto dell'anno scorso il 92% dei votanti ha detto sì a Conte. Poteva anche dir no. E guardate che quando qualcuno fa una battuta, ma sì, c'era solo Conte sul tavolo, non c'erano alternative, vorrei dire quanti altri partiti, forze politiche fanno votare i singoli iscritti potendo dire sì o no al proprio segretario. Quindi non facciamo battute su questo, perché negli altri partiti votano i capi corrente, i delegati... Ci poteva pure essere un no. E quindi, eccetera. E secondo, e anche questo non mi sembra accada nelle altre forze politiche, un anno dopo, anzi meno di un anno dopo, addirittura a distanza di pochi mesi, mi sono rimesso in votazione. Senta, e Presidente siamo arrivati al Conte, 94%. Più o sono meno... quelli i risultati che contano.
non la camicia, la cravatta. Tra un anno più o meno ci dovrebbero essere saranno le elezioni, diciamo, a meno che lei non fa cascare prima il governo. Sto scherzando, ho capito che non lo fa cascare. Lei va sicuramente, siete sicuramente alleati col PD, su questo possiamo stare tranquilli? Guardi, allora, l'alleanza dipende dalla capacità di dialogo delle parti e dal reciproco rispetto. Sono dei distinguo questi, bisogna avvertire Letta. Ma guardi, io non ho mai detto, innanzitutto non abbiamo firmato nulla, quindi quando si parla, io parlo sempre di dialogo perché noi stiamo coltivando un dialogo, non abbiamo, quando si fa un'alleanza ci sono documenti scritti, qualcosa di formale, noi invece stiamo coltivando un dialogo che da parte mia è molto leale. Letta è una persona che rispetto molto, molto leale anche lui, però vedo che nel suo partito, e questo lo devo dire pubblicamente, se il Movimento 5 Stelle, come nel caso del Riarmo, ha maturato tra l'altro una convinzione che è nel nostro DNA, chiara, profonda, perché un nostro paragrafo è dedicato proprio al multilateralismo e alle prospettive di politica estera. Una posizione del genere è stata attaccata e direi anche offesa con espressioni, un linguaggio assolutamente volgare, non da qualche iscritto, da esponenti del Movimento PD. Questo io non lo tollererò più. Quindi se vogliamo dialogare dobbiamo farlo sulla base del reciproco rispetto della pari dignità. Quindi se capisco bene, messaggio da dare a Letta, c'è una simpatia, ma da qui al fidanzamento ancora ce ne vuole, e in più, caro Letta, chiedo rispetto e chiedo che tu tenga anche a bada alcuni elementi, alcune interperanze del tuo partito. Guardi, quando matura, come sul Riarmo, una posizione così chiaramente differenziata, perché loro hanno scelto un'altra strada sin dall'inizio, si sono buttati su un'altra strada, allora dobbiamo registrare, dobbiamo dialogare e cercare di capire come e perché. Io non pretendo di convincere loro, ritengo quella strada completamente sbagliata, ma non li offesi, non li abbiamo offesi. Allora, devo correre in pubblicità. L'ha visto un film meraviglioso di cui siamo stati tutti innamorati e che adesso torna ad essere una serie? Non lo so. Si chiama Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. È bravissimo regista. Si giri? Eccolo qui. Qua. Buongiorno. Caramba! Non siamo mai incrociati. Pubblicità. No, ci siamo incrociati adesso al trucco. Sì, lui è truccato, io no. Ah, lui è truccato e tu no? No, io non ho voluto. Venga, le do un po' di trucco. Queste sono le